Governo accoglie la linea del Veneto, rientrano in servizio medici e infermieri negativi al virus, possibilità di assunzione temporanea per specializzandi e professionisti in pensione. La diffusione del virus intanto non si ferma, i controlli a tappeto registrano 543 contagiati, sono 164 i ricoverati, 14 le vittime, tra cui una dottoressa già provata da altre patologie. A Bo il secondo giorno di tamponi volontari per lo studio epidemiologico, intanto il governatore Zaia scrive al Premier Conte per chiedere di liberare il Comune dall'isolamento. Nel Consiglio dei Ministri terminato a notte fonda ha deciso anche il rinvio delle udienze meno urgenti fino a giugno e lo stop più lungo disposto in questa emergenza. Il procuratore di Treviso non provocherà scompensi. Il giorno dopo l'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina Ciamarezza per il sindaco Ghedina è uno schiaffo per l'Italia, per gli albergatori solo a marzo danni per 5 milioni di euro. Arturo Lorenzoni, candidato alle prossime regionali per il centro-sinistra, scrive al governatore Luca Zaia per chiedere un incontro, l'emergenza coronavirus va affrontata insieme. Dopo la messa delle ceneri e quella della prima domenica di Quaresima, domani Antena 3 e Rete Veneta trasmetteranno in diretta dalle 11 la celebrazione dalla Basilica del Redentore. Una buona serata, ben ritornati in diretta dunque con l'informazione di Antenna 3, edizione regionale dei nostri telegiornali. Partiamo dal rientro dei medici in isolamento anche se negativi ai test e il richiamo di quelli in pensione. Nel contrasto alla diffusione del coronavirus il governo ha dunque recepito istanze che il Veneto aveva già avanzato, come ha confermato oggi in conferenza stampa il presidente della regione Luca Zaia. Allora andiamo a ripercorrere le novità di questa giornata. 20.000 assunti nella sanità, compresi specializzandi e operatori sanitari in pensione, e via libera al rientro al lavoro di quelli negativi al coronavirus, ma lo stesso in isolamento. Dalla sede dell'unità di crisi di Marghera, il presidente del Veneto Zaia accoglie con queste parole le decisioni prese a tarda ora dal Consiglio dei Ministri. Dico che questo decreto intanto coglie perfettamente l'istanza del Veneto. All'articolo 11 coglie l'istanza del Veneto in maniera molto pulita, didascalica, ovvero che tutti i lavoratori, quindi parlo dei medici, infermieri, OS e tutti quelli che lavorano nella sanità, ma direi in generale per i servizi essenziali, che hanno avuto contatti con persone positive ma sono negativi e non hanno sintomi, sono ammessi al lavoro con un protocollo che noi abbiamo già elaborato, che ci permette di dire che verranno tamponati, quindi verranno verificati nei giorni che mancano per finire l'isolamento fiduciario. Punto. Tutto qua. Stiamo parlando ovviamente di lavoratori asintomatici e negativi al test. Delle nuove assunzioni beneficerà anche il Veneto. Ne abbiamo già 500, la signora Lanzarini ha mandato avanti le 500, ne facciamo ancora alla luce del decreto, appena verrà pubblicato noi siamo già pronti con i bandi. Non ultimo, ve lo dico così come cameo, anche un avviso, e questo è il messaggio che mando a tutti gli ospedalieri a casa, in pensione, che è previsto dal decreto, per dire: volete essere della partita come un riservista, adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possiamo dedicarli ad esempio all'attività ordinaria, dedicando chi ha i muscoli più caldi perché è in partita tutti i giorni, a fare attività molto più complicate. Guardate, adesso il governo ha capito che questa è la strategia, è una strategia che il Veneto ha sempre suggerito fin dal primo giorno, vedo che adesso sta diventando realtà. Quindi le attrezzature per gli operatori sanitari. Abbiamo un camion che abbiamo sdoganato in Svizzera, è arrivato a Veggiano, adesso lo stiamo seguendo a vista, che ne ha 500.000 di mascherine dentro. Siamo riusciti a comprare queste mascherine. Stiamo spendendo milioni di euro in mascherine. Dall'altro abbiamo un ordine in itinere che arriva di quasi 2,5 milioni di dispositivi, poi occhiali e quant'altro. Abbiamo deciso stamattina di comprare anche non CE, cioè non a marchio CE, cioè mascherine non a marchio CE. Faremo magazzino perché nell'eventualità che ci sia emergenza, non c'è nulla, metteremo anche queste, poi CE è un marchio nostro, cioè non è che il mondo va col marchio CE. I macchinari, i ventilatori per i reparti di terapia intensiva. Ne abbiamo comprati 36, ce ne sono altri 23 in arrivo, noi facciamo ordini, anche qui il mercato è asfittico. Ci sta, no? Con la macchina per la respirazione, cioè non c'è materiale sul mercato, ne viene fuori uno spaccato di questo paese che è inquietante, cioè noi non produciamo più nulla.
In corso anche una ricognizione delle strutture ospedaliere dismesse per verificare la disponibilità di nuovi spazi qualora ce ne fosse bisogno. Infine il capitolo zone rosse, che Zaia considera superato come metodo per affrontare l'emergenza, a cominciare da quella di Vo. L'isolamento di Vo ormai lo consideriamo, la nostra unità di crisi lo considera superato, per cui vi informo che in tempo reale, mentre ve lo sto dicendo, sta già partendo la mia lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere finalmente che Vo venga liberata. E allora andiamo proprio a Vo, dove si sta concludendo il secondo giorno di tamponi per la popolazione che sta partecipando al secondo screening per aiutare una ricerca dell'Università di Padova. Vediamo com'è andata. Ecco, mi sto avvicinando alle scuole elementari dove viene proposto il secondo tampone su iniziativa dell'Università di Padova. Ecco i cittadini di Vo in coda per il secondo tampone su base volontaria. Sono in tantissimi quelli che hanno accolto favorevolmente l'iniziativa dell'Università di Padova, che vuole studiare attraverso il secondo screening sulla popolazione del piccolo comune l'andamento del coronavirus. Cittadini reporter ci hanno inviato questi video per mostrare il loro impegno a favore della ricerca. Sono consapevoli che in questa emergenza il loro sacrificio e il loro isolamento potrà aiutare la popolazione mondiale. Sono andati più in profondità sul naso e anche sulla gola. Vabbè, insomma, però la ricerca scientifica l'abbiamo aiutata? Penso proprio di sì. Si sopporta qualche fastidio, si attende con calma il proprio turno, le operazioni, raccontano, sono più veloci. I volontari, vestiti con tute e maschere di protezione, lavorano senza sosta al ritmo di 1000 tamponi al giorno. Entro domenica si dovrebbe finire. Tra i residenti che si sono sottoposti allo screening anche Marco Calaon, presidente del consorzio Vinidoc. La ricerca è sempre cosa buona, in Italia ci stiamo lamentando tutti i giorni che la ricerca non è a sufficienza, quindi nel male generale è meglio avere questa opportunità e contribuire per questa ricerca che speriamo dia esiti rassicuranti per il sistema. In attesa di conoscere il risultato di questa ricerca, la Regione ha diffuso gli esiti del primo screening sulla zona rossa di Vo. Dal 22 febbraio al 5 marzo sono state testate 2.778 persone, di queste 66 sono risultate affette da coronavirus. 32 soggetti hanno poi ripetuto il test, 4 persone inizialmente risultate positive sono poi risultate negative, mentre 4 persone inizialmente negative hanno poi avuto una positivizzazione. Quindi i totali positivi sono stati 70 su 2.778 persone. L'incidenza del virus è pari al 2,5%. E Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, ringrazia i cittadini di Vo che stanno rispondendo in massa, lo abbiamo visto, e si sono sottoposti al secondo screening. Direi che sta rispondendo con grande entusiasmo e collaborazione. Già dalla prima mattina di ieri avevamo la fila di gente che aspettava di effettuare il tampone. Direi che sono venuti tutti, anziani, bambini, famiglie, insomma, ecco, diciamo, è stata una grande risposta della popolazione. Entro la settimana prossima l'equipe del professor Crisanti avrà a disposizione tutti i tamponi del secondo screening sulla popolazione di Vo. Si viaggia a ritmo di 1.100 tamponi al giorno e la popolazione ha risposto in massa. Crisanti ha parlato anche dell'andamento dei contagi in Veneto. La nostra regione, dice, ha fatto bene a fare tamponi a tutti, anche alle persone asintomatiche. Io penso che la situazione del Veneto è probabilmente la fotografia più vicina alla situazione reale, per una ragione molto semplice, guardi, perché noi facciamo la diagnosi a tutti. Nelle altre regioni le persone malate telefonano e vengono invitate a rimanere a casa, viceversa noi facciamo la diagnosi, facciamo il tampone e verifichiamo se sono infetti a tutti. Il fatto che in Veneto ci sono l'infezione o l'epidemia sembra progredire più lentamente è proprio dovuto a questo fatto, che si fanno le diagnosi, si invitano le persone a rimanere a casa. È chiaro che una volta si è fatta la diagnosi la persona è anche più responsabilizzata. Se uno pensa, telefona, fa conto, gli dice c'ho la febbre, c'ho la tosse, sì va bene, rimani a casa in isolamento, la persona non sa se è infetta o meno e quindi di fatto c'è anche un impatto sul comportamento. Viceversa, noi facendo la diagnosi a tutti, una volta che la persona sa di avere questa malattia ma in una forma lieve, se ne sta a casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è detto che il coronavirus scompaia con l'arrivo delle alte temperature. Questa è un'infezione nuova e nessuno sa come si comporterà.
Se uno vuole trarre dei paragoni e delle analogie con altre infezioni respiratorie, chiaramente uno si aspetterebbe che durante la fine della stagione primaverile e l'inizio dell'estate in genere diminuiscono, ma dobbiamo aspettare fine maggio, inizi di giugno prima di doverci aspettare un calo dovuto alle condizioni ambientali. Io penso invece che prima di aspettare questo calo bisogna agire con determinazione. E un gruppo di imprenditori di Vo ha lanciato un messaggio per chiedere al governo azioni importanti per rilanciare le attività del piccolo comune dei Colli, che da 2 settimane si trova in isolamento. Siamo una rappresentanza di imprenditori e cittadini di Vo e considerando che in periodo di emergenza abbiamo dato atto di responsabilità e di senso civico, e lo stiamo dimostrando anche in questi giorni sottoponendoci ad un nuovo tampone, dando così un forte contributo alla ricerca medico-scientifica, e che la comunità di Vo è stata isolata per 2 settimane dal resto del mondo, il gruppo degli imprenditori chiede certezze sugli adempimenti fiscali, in quanto le proposte attuali di slittamento delle scadenze ci risultano solamente un palliativo. Le nostre entrate non sono slittate, ma semplicemente non ci sono state. Una defiscalizzazione per tutto l'anno 2020 e interventi straordinari per le imprese e le famiglie del territorio. Un rilancio con fondi ad hoc per tutti i prodotti, le imprese e l'immagine del nostro territorio. Noi facciamo e faremo la nostra parte, ci aspettiamo che anche le istituzioni facciano la loro. E il coronavirus arriva anche nell'isola di Pellestrina. È un 80enne di San Pietro in Volta ricoverata all'ospedale civile, in quarantena anche il medico di base che l'ha visitata a casa, oltre a nipoti e parenti stretti della signora. C'è il primo caso di Covid-19 nell'isola di Pellestrina. Un anziano 80enne, già con un quadro clinico complesso, si trova da qualche giorno ricoverata all'ospedale civile di Venezia dopo aver contratto il coronavirus. In isolamento sono finiti anche l'equipe del SUEM che l'aveva soccorsa e stabilizzata dopo una prima caduta in casa, e la dottoressa, medico di base a San Pietro in Volta, che l'ha visitata in abitazione successivamente, dopo qualche giorno, e ha quindi deciso di chiedere l'intervento del 118 per il ricovero della paziente in ospedale, visto l'aggravarsi di difficoltà respiratorie. Arrivata nel nosocomio, in centro storico, l'anziana è risultata positiva al tampone. In quarantena anche i nipoti della signora e alcuni dei parenti più stretti, sempre residenti a San Pietro in Volta. La notizia ha fatto rapidamente il giro dell'isola ed è salita la preoccupazione che il contagio possa diffondersi, visto la ristretta cerchia della comunità, circa 3.500 residenti. L'episodio non poteva passare inosservato a lungo, visto che l'unico medico di base di San Pietro in Volta da qualche giorno non si presentava al lavoro, e per garantire la continuità del servizio assistenziale è stata la stessa professionista ad accordarsi per la sostituzione con lo storico medico di base di San Pietro, da qualche anno in pensione. E all'ospedale dell'Angelo di Mestre è venuta invece a mancare una dottoressa ricoverata da tempo per pregresse patologie. Si tratta di un medico anestesista di 57 anni che lavorava all'ospedale di Portogruaro. All'Angelo di Mestre si registra un nuovo decesso. Si tratta di una dottoressa 57enne malata da tempo per pregresse patologie, fa sapere la ULSS di riferimento all'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale. Il medico, anestesista all'ospedale di Portogruaro, non è venuto a mancare per il coronavirus, dice il direttore generale Carlo Bramezza, raggiunto al telefono. Smentisce così categoricamente quanto invece con ANSA sostiene al contrario l'Ordine dei Medici Nazionale, parlando del primo medico in Italia deceduto per il virus, anche se al momento mancano a suffragio i dati ufficiali. Con il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, che nel commentare la notizia del decesso del medico veneziano chiede alle regioni un report dettagliato sulla disponibilità dei dispositivi di protezione e conclude spiegando che è già stato chiesto l'intervento del ministro perché forniscono i dati sul numero di colleghi contagiati in quarantena, in modo da poterli sostituire anche con personale proveniente da altre zone d'Italia. E c'è anche il primo caso di un agente penitenziario positivo al coronavirus, è un 28enne in servizio alla casa circondariale di Vicenza.
Aumentano i casi positivi nel Vicentino al Covid-19, mentre si continua a fare tamponi tra i positivi risulta anche il primo caso di un agente penitenziario. Si tratta di un 28enne di origini campane in servizio alla casa circondariale di Vicenza ed ora in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai sanitari, era rientrato dalla licenza quando ha accusato sintomi influenzali. All'aggravarsi della situazione ha fatto il tampone. Fortunatamente il 28enne, a quanto pare, non era già rientrato in servizio. Sottoposto a tampone anche il suo compagno di stanza, l'agente infatti divideva un alloggio con un altro agente sempre nella zona del carcere. La situazione sarebbe sotto controllo, ma inevitabile la preoccupazione dei sindacati dopo questo primo caso. Il coronavirus è un problema se entra nelle carceri, perché si propaga in modo più veloce, perché 2 detenuti su 3 sono malati, perché abbiamo detenuti anziani, perché in caso di emergenza non solo sanitaria ma anche per quanto riguarda la sicurezza, l'ordine pubblico negli istituti, sarebbe veramente di difficile gestione. Il caso di questo collega ci apre nuovamente il dibattito sul tema che noi abbiamo sollevato in precedenza. Tutti i colleghi di tutte le carceri italiane devono essere controllati prima di entrare all'interno degli istituti. Se il coronavirus entra nelle carceri sarà una catastrofe. Ora un veloce break, ma torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, l'atteso provvedimento del governo che è arrivato ieri a tarda ora a tutela di chi lavora e frequenta i tribunali italiani è dunque arrivato come auspicato da avvocati e magistrati, ma secondo il procuratore di Treviso non ci saranno scompensi. L'indicazione a livello centrale è un'indicazione che io percepisco come molto utile. Era atteso tanto dai magistrati quanto dagli avvocati l'intervento del governo sul fronte della giustizia. Tribunali, luoghi a rischio diffusione del virus, da più parti si era invocato un provvedimento a tutela di addetti ai lavori e pubblico. Il rinvio fino al 31 maggio delle udienze meno urgenti viene salutato con favore da chi lavora a Palazzo di Giustizia, come conferma il procuratore capo di Treviso, Michele Dalla Costa. Finalmente c'è stata un'indicazione, diciamo, dal centro, perché in questa situazione, che è sicuramente condita da un affastellamento di notizie più o meno verificate, più o meno verificabili, avere delle indicazioni precise e uniformi sul territorio nazionale o comunque sul territori che sono gravati da questa emergenza era quello che tutti ci aspettavamo, perché si fa presto a dire deleghiamo i capi degli uffici a provvedere, ma provvedere in che senso nel momento in cui non è consentito, e mi sembra in maniera sacrosanta, la chiusura totale dell'attività giudiziaria. Quindi ben vengano provvedimenti organizzativi unitari. Per il capo della Procura trevigiana non si devono temere le conseguenze del rinvio dei processi. Sicuramente si verificherà qualche ritardo, ma non credo che limitare l'attività giudiziaria per un congruo periodo di tempo, con la sospensione degli eventuali termini a garanzia dello Stato, a garanzia delle persone offese, a garanzia dell'imputato, perché sono tante le parti che entrano in gioco in un processo, sicuramente non comporterà dei grossi scompensi. Si parla dunque di rinvio dei procedimenti riferiti ai reati meno gravi, ma Dalla Costa il distinguo non convince. Io sono sempre stato molto contrario a fare delle graduatorie, perché dietro un reato c'è sempre una vittima, c'è sempre un qualcuno che paga la commissione del reato. Quindi andare a fare a priori delle categorie e dire ma tutti questi reati sono di serie B, tutti questi invece sono di serie A, secondo me è sbagliato. Ci vuole una lettura intelligente delle norme che deve essere condotta, secondo me, in maniera intelligente in un concerto di idee dell'avvocatura, della magistratura inquirente e del giudice. E a Cortina invece, il giorno dopo l'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di sci, il sindaco Ghedina invita a una riflessione politica sullo schiaffo che non tanto la città quanto l'Italia, dice, hanno ricevuto con questa decisione. C'è amarezza a Cortina dopo l'annullamento delle finali di Coppa del Mondo di sci. Ennesimo danno causato dall'emergenza coronavirus che il sindaco commenta così. Difficile quantificare
ovviamente si parla di diversi milioni di euro, ovviamente il danno che in questo momento ovviamente subisce la macchina organizzatrice. C'è ovviamente la consapevolezza ovviamente di ripartire, sapendo ovviamente che questo era sicuramente un test event molto importante, un evento molto importante in previsione ovviamente dei mondiali del 2021. Credo che in qualche modo sia anche un po' forse uno schiaffo nei confronti non tanto di Cortina ma nei confronti ovviamente del paese Italia nel suo complesso. Credo che si ponga anche un problema politico, visto che c'era una richiesta specifica da parte del Ministro dello Sport, quindi del governo, sulla garanzia di poter ospitare l'evento. Danno economico e danno d'immagine, rincara la presidente degli albergatori di Cortina, Roberta Alverà. Fino alla fine di febbraio, quando la situazione era tranquilla, pensavamo di riuscire a fare un'ottima stagione, prolungandola fino al 3 maggio, che era la data comunicata per la chiusura degli ultimi impianti. In realtà adesso questa mancanza, oltre a tutti gli altri eventi che erano stati organizzati, oltre alla situazione in sé, perché come ha colpito tutta l'Italia, ha colpito noi, alcuni alberghi inizieranno a chiudere, qualcuno da domani, gli altri la prossima settimana. Solo per marzo gli albergatori di Cortina stimano perdite per 5 milioni di euro, ma al di là delle cifre, come ribadisce anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, il paese è in crisi d'immagine e servirà uno sforzo definito titanico per recuperare. La gente comprende il provvedimento, c'è chi si limita a condividere la cautela, chi va oltre e pensa alle conseguenze. Comunque, essendo che è un problema a livello globale, secondo me hanno fatto bene. Tutelarsi, secondo me sì, è giusto prendere anche le precauzioni anche nello sport, come nella scuola, come dappertutto. Secondo me ha fatto bene. No, sicuramente quello che è stato fatto bene, però l'economia bisogna che si riprenda, è inutile. Qualche cosa bisogna trovare, un sistema bisogna trovarlo. Il senso chiudere, se facevano porte chiuse non cambiava niente. Siamo dispiaciuti e propositivi, perché comunque sono andato a sciare 2 giorni fa e ho visto l'organizzazione che c'era, era tutto pronto. Purtroppo è inevitabile, gli eventi sportivi e non solo sono cancellati tutti, però vi posso dire una cosa, l'Italia è un paese incredibilmente forte. Passeremo anche questa, non è semplice, costerà tanto dal punto di vista economico, speriamo poco dal punto di vista vite umane, ma siamo un grandissimo paese e non molliamo mai, come la linea del Piave, non molliamo più. E Arturo Lorenzoni, candidato alle prossime regionali per il centro-sinistra, scrive al governatore Zaia per chiedere un incontro. L'emergenza coronavirus, dice, va affrontata insieme. Egregio Presidente, tra qualche mese si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. La campagna elettorale non può ora entrare nel vivo. Comincia così una lettera aperta di Arturo Lorenzoni al governatore Luca Zaia. Lorenzoni, vice sindaco di Padova e candidato scelto dal centro-sinistra per le regionali, ha deciso di inviare un messaggio al Presidente della Regione per chiedere un incontro e mettersi a disposizione in questo periodo di grande emergenza per il Veneto. Molte persone mi stanno sottoponendo punti di vista importanti e manifestando specifiche richieste. È una fase di grande difficoltà e sono convinto vada affrontato in modo unitario, scrive Lorenzoni. Un'emergenza di queste dimensioni e di questo impatto nella vita quotidiana di tutti i veneti, sia su un piano di salute che su un piano di ricadute economiche, può essere affrontata solo tutti insieme con spirito di comunità e collaborazione, continua il candidato, espressione del centro-sinistra, invitando Luca Zaia a lasciare da parte le divisioni politiche e proponendo un incontro per affrontare al meglio questa fase, coinvolgendo tutte le parti plurali della società veneta. Una società, conclude Lorenzoni, che nessuno può pretendere di riassumere integralmente, anche al di là del ruolo necessario e da rispettare delle rappresentanze istituzionali. E vi ricordo che domani mattina, come è avvenuto già per la messa del mercoledì delle Ceneri e quella della prima domenica di Quaresima, Antenna 3 e Rete Veneta vi daranno la possibilità di seguire comunque le celebrazioni a porte chiuse, in particolare quella dalla Basilica del Redentore a Venezia, presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia, che partirà alle 11, collegamento dallo studio alle 10:30 e quindi la Santa Messa alle 11 domani mattina in diretta, abbiamo detto, su Antenna 3 e Rete Veneta, le nostre emittenti. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, io vi auguro una buona serata, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci.
Bentrovati al meteo. Pressione in aumento. Domenica 8 marzo avremo dunque un tempo generalmente buono. La previsione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto e stabile. Sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 12 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime fino a 14 all'incirca. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento e solo con qualche addensamento a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece fino a 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.